In previsione della scadenza del contratto per la raccolta dei rifiuti, la differenziata più gli altri servizi collaterali, finalmente oggi, incontrando i tecnici del CONAI e gli ingegneri competenti, abbiamo discusso su come deve essere il nuovo contratto per la nettezza urbana agrigentina, quello che ho sempre auspicato io, perché finalmente questo contratto capestro che ho ereditato e che è in atto mi ha reso Agrigento molto sporco, con un decoro urbano scadente, finalmente possiamo sovvertirlo. Qui davanti a me ho la cartina e stiamo considerando Agrigento con i suoi quartieri satelliti come se fossero tanti paesi, in modo da concepire per ogni paese, e di paesi dico Agrigento Centro, Fontanelle, Quadriglio Spinasanta, Villa Seta, Zingarello, Giardina Gallotti, Montaperto, Favara Ovest, Cannatello, San Leone, Villaggio Mosè. Ripeto, se noi riusciamo a concepire per ognuno di questi quartieri, considerando come dei paesi, dei progetti che abbiano le esigenze proprio per il territorio, per quel tipo di territorio. Si è parlato anche del CCR, che voglio realizzare un CCR grande, capiente, che possa soddisfare anche le esigenze della nostra città, perché la nostra città è una città che si allarga a macchia di leopardo. Abbiamo questi quartieri satelliti appena descritti, che rendono molto difficile quello che può essere lo spazzamento, lo scerbamento. Anzi, a proposito dello scerbamento, nel futuro contratto assolutamente sarà levato dal contratto della nettezza urbana e dello spazzamento. Lo scerbamento sarà affidato ad altre ditte specializzate per questo.